Seconda giornata del campionato di prima categoria Girone B, subito infuocata dal big match tra le maggiori pretendenti alla promozione Baiardo e Amicizia Lagaccio. I draghetti si presentano al grande appuntamento con 3 punti in tasca, frutto della pirotecnica vittoria per 4-3 ai danni delle cavallette. Il Lagaccio invece, reduce dal pareggio interno contro il Masone, cercherà già da oggi di conquistare il primo successo stagionale. Prima occasione della partita al quarto minuto per il Lagaccio, tiro cross di Molinari che Tanda salva in angolo. Dopo 3 minuti si vede anche il Baiardo con Lombardo che dal limite calcio angolato. Sangalli ci arriva con la punta delle dita e salva la sua porta. I draghetti sbloccano la partita al 16esimo. Rosatelli riceve un cross lungo, tiene la palla in campo, si gira e calcia forte in rete battendo l'estremo difensore Sangalli. È l'1-0 per i padroni di casa. Nel replay la tenacia del numero 11 del Baiardo che recupera un difficile pallone e insacca in rete. Dopo 10 minuti Poggi si incuna tra la difesa del Lagaccio e costringe il capitano Fucci al fallo che gli varrà la munizione. Nasce una punizione da 20 metri, ma la sfera viene deviata dalla barriera in corner. Al 31esimo ci riprova il Lagaccio, punizione dal limite battuta da Malinconico direttamente in porta che non sorprende Sangalli, bravo a deviare in angolo. Dopo 6 minuti dal fondo Orecchia prende in controtempo il difensore ospite. È punizione, Poggi batte corto per Rosatelli che tira angolatissimi in porta, ma Sangalli nega il raddoppio ai draghetti e la doppietta personale all'attaccante. Al 40esimo cambio di fronte è infatti Spinetti che impegna Tanda con un tiro potente da lontano, ma il portiere si fa trovare pronto bloccando la sfera. È l'ultima azione importante di un primo tempo movimentato. Grazie alle immagini del nostro Enrico Figus passiamo alla ripresa. Il Lagaccio entra subito bene in campo, Spinetti al secondo minuto su ribattuta della difesa avversaria calcia al volo e insacca la palla in rete. Nel replay il bel gesto tecnico del numero 4 che si coordina, calcia la sfera dove Tanda non può arrivare. È 1-1 il pareggio per gli ospiti. Lagaccio scatenato, dopo 7 minuti incertezza della difesa del Baiardo, il pallone scavalca tutti e arriva Malinconico che solo in area calcia in rete e segna il gol del 2-1. Dopo pochi minuti ancora gli ospiti con Gran Villano che dal corner tira direttamente in porta, ma Tanda dice no al 3-1 del Lagaccio. Dopo 18 minuti avidi di emozioni arriva il pareggio del Baiardo, punizione calciata corta, lo schema funziona e Poggi calcia potente e raso terra in porta dove Sangalli non può arrivare. Ma l'illusione del pareggio dura poco più di 3 minuti. Il capitano del Lagaccio Fucci mette in rete di testa sfruttando un cross al bacio, portando i suoi nuovamente in vantaggio per 3-2. Al 46esimo ultima occasione per il Baiardo, punizione dal limite di Poggi che spreca l'occasione del pareggio tirando alto sopra la traversa. Finisce 3-2 per il Lagaccio. Prima vittoria stagionale per il Lagaccio che raggiunge così 4 punti in classifica, battuta d'arresto invece per il Baiardo che tenterà di rifarsi sabato prossimo contro la Ronchese.